Si chiama Ceres ed è un progetto tutto italiano nell'ambito della viticoltura, che ha come obiettivo la selezione di nuovi porti innesti della vite, cioè nuove piante che forniranno apparati radicali resistenti a diversi tipi di stress provocati dai cambiamenti climatici, come ad esempio quello idrico. Si è trattato di un lavoro cominciato 3 anni fa che ha visto coinvolte alcune delle università più prestigiose d'Italia come quella di Milano, Padova, Torino e la Cattolica di Piacenza. Non solo, ha collaborato al progetto anche il Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano. A finanziare l'attività di ricerca scientifica del progetto Ceres con 3.200.000 euro sono state 2 fondazioni venete, la Fondazione di Venezia e la Fondazione Cariparo. La ricerca è uno degli scopi principali per le fondazioni, hanno necessità per legge di muoversi nel campo dell'utilità sociale e della promozione dello sviluppo economico, ma questi 2 scopi li attivano in alcuni settori specifici, per uno di questi è la ricerca scientifica e tecnologica. È un compito per la Fondazione di Venezia ampio perché è un luogo di ricerca a Venezia, un luogo di ricerca nelle università locali, nelle attività economiche che erano nate intorno a Porto Marghera. Certamente il rapporto con l'agricoltura e con la produzione agricola è più complicato in una realtà come quella veneziana. Io ho cercato di illustrare qui la funzione svolta dalla Fondazione di Venezia nell'attivare una ricerca nel campo viticolo, delle viti, delle attività vinicola e delle attività delle viti. Sì, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova di Rovigo ha creduto fin da subito nel progetto Ager, infatti ha partecipato sia in Ager 1 con 3 milioni di euro di finanziamento e partecipa anche alla seconda edizione ad Ager 2 con 1,5 milioni. Questo programma di ricerca in viticoltura fa parte di un progetto più ampio chiamato Ager, che riguarda lo sviluppo del settore agroalimentare in generale. Sono stati ottenuti 4 porti innesti che sono oggi disponibili, messi quindi a disposizione del mondo dei vivaisti, quindi dei produttori, per appunto migliorare le performance, l'efficienza delle piante di vite coltivate. Quindi si tratta di un progetto importante come ricadute, perché tutti noi sappiamo quanto è importante, soprattutto nel Veneto, ma non solo, insomma, per l'Italia, il comparto vitivinicolo. Insomma. Ecco, quindi questo è il contributo che ha dato questo progetto. Il progetto Ceres ha dato ampio risalto agli aspetti sia ambientali che economici dei risultati ottenuti dai ricercatori coinvolti. Noi abbiamo cercato di sviluppare una ricerca che per la verità è iniziata molti anni fa, negli anni '80, ma ha avuto una grande accelerazione in questi 3 anni con il finanziamento delle fondazioni bancarie. Ager ci ha consentito di portare a termine un lavoro che probabilmente se non avessimo avuto quei soldi avremmo concluso magari fra 10 o 12 o 15 anni. Quali erano le finalità di questo progetto? Noi abbiamo operato su 2 livelli, un livello molto pratico, pragmatico, valutare dei porti innesti nuovi che avevamo creato negli anni 90 in campo per vedere in effetti se questi porti innesti davano delle prestazioni migliori in termini di produttività, in termini di zucchero in condizioni di stress, e dall'altra invece abbiamo voluto trovare dei marcatori, cioè dei particolari indicatori molecolari e biochimici che ci consentissero in futuro di poter utilizzare per valutare le migliaia di porti innesti nuovi che abbiamo in collezione, che dovremmo portare a termine. A noi interessava soprattutto sviluppare, terminare il lavoro di valutazione del materiale fatto negli anni 90, perché abbiamo pensato che il mondo vitivinicolo italiano, ma anche europeo, avesse bisogno di qualcosa di nuovo. E in effetti noi nel giugno di quest'anno siamo riusciti a omologare i 4 porti innesti sul lavoro fatto in questi 3 anni, ma anche negli anni precedenti, ma soprattutto abbiamo avuto la possibilità di costruire una società di 11 aziende italiane, le quali hanno acquisito il brevetto della creazione e
attraverso un'azione sui vivaisti, hanno ceduto questo diritto ai vivaisti, riceveranno in futuro un certo compenso per ogni barbatella che sarà fatta con questi porti innesti. Naturalmente loro hanno anticipato una cifra importante per i prossimi 3 anni, perché noi abbiamo bisogno di soldi subito, non potevamo aspettare 3 o 4 anni, ma soprattutto se questi porti innesti funzioneranno e il numero di piante sarà molto elevato, avremo un rifornimento costante finanziario per i prossimi anni.